A Palma di Montechiaro tra poco si affronteranno la Gattopardo ed il Camarat, giornata numero 18 del campionato di eccellenza, la terza di ritorno, è una sfida a salvezza. Attenzione a Valenza che ha spazio, su di lui Canfarotta, entra in aria Valenza, ancora il numero 11, il cross invitante, la palla è lì, poi Canzonieri, la botta del numero 7 Russotto, palla alta sopra la traversa, è una buona Gattopardo contro un Camarat che non è ancora entrato in partita. Attenzione Panepinto a tu per tu con Presti, Panepinto sbaglia un gol clamoroso, bravo Presti a intercettare la sfera, palla gol colossale per il Camarat al 36esimo, si lotta a centrocampo, Licastri, poi l'errore clamoroso di Morgana, Panepinto, tu per tu, Panepinto, rete, Camarat in vantaggio, questa volta Panepinto non ha sbagliato. Licastri punta Morgana, poi Canzonieri, giro palla per il Camarat, Cumbo in avanti per Portella, passaggio sbagliato, Lalomia via il pallone e finisce. Qui il primo tempo, si va al riposo con il Camarat avanti 1-0, rete di Panepinto al 40esimo. Nessun cambio nell'intervallo, dunque squadra in campo con gli stessi effettivi dei primi 45 minuti, ma intanto Valenza, la conclusione, Pellitteri, c'è. Primo tiro in porta della partita per la Gattopardo con Valenza al primo minuto della ripresa. Diamo uno sguardo alle formazioni in campo. Allora il Camarat in maglia nera presenta Pellitteri tra i pali, Bonito, Fragapane, Lupo, Canfarotta, Cumbo, Azzarello, Panepinto, Licastri, Portella e Canzonieri. Attenzione al Camarat, Panepinto, rete, 2-0 per il Camarat con Panepinto, un errore clamoroso della difesa della Gattopardo, protestano i giocatori in maglia bianca, ma Panepinto si è trovato la palla per raddoppiare, non l'ha fallita, poi Cumbo, il cross morbido in aria per Lupo, poi c'è il fallo di Canfarotta, il pugno in faccia di un giocatore della Gattopardo, credo Valenza, che ha dato un pugno in pieno viso, infatti il rosso è sacrosanto, se ne va Valenza, fallo di reazione bruttissimo, un pugno in pieno viso a Canfarotta e allora Valenza se ne va. Intanto Sorce, attenzione, Sorce si invola, entra in area, Sorce, la conclusione, Pellitteri. Prova lo schema il Camarat, arriva Marco Di Piazza, Panepinto, cross basso, attenzione Licastri, poi ci prova Vullo, palo, rete! 3-0 ha segnato il giovanissimo Vullo, il neo entrato per il Camarat. Punizione per il Camarat, Niccolò Bonito per Di Piazza di testa, palla alta sopra la traversa. Va a battere il calcio d'angolo il numero 3 Lalomia, che adesso gioca da centravanti. Il suo sinistro a rientrare, salva quasi sulla linea di porta Vullo, era un bel corner battuto da Lalomia. Matera, non c'è fuorigioco, Matera, attenzione Matera, pallonetto, Presti, da gran campione con un colpo di reni, ferma la conclusione. Il passaggio per Sorce, giù Sorce, ma finisce qui la partita. Il Camarat batte la Gattopardo 3-0. Servivano i 3 punti e sono arrivati giocando a tratti soltanto un buon calcio. No, a tratti, male. È chiaro che c'era la tensione della gara, della classifica, anche perché io dico sempre ragazzi devono stare tranquilli, sereni, perché il nostro obiettivo è sempre quello di fare playoff. È inutile che guardiamo la classifica ora, la dobbiamo guardare a fine campionato. Noi dobbiamo giocare a calcio per come sappiamo, è chiaro che non dobbiamo guardare in faccia gli avversari che si chiamano Gattopardo, si chiamano Licata, noi dobbiamo giocare a calcio per come sappiamo. È chiaro che oggi a me interessava tantissimo i 3 punti, senza nulla togliere alla Gattopardo, anche perché hanno fatto la loro onesta partita, però noi non siamo stati belli a vedere, l'unica cosa positiva sono i 3 punti. Si è sbloccato anche Cosimo Panepinto. Ma era l'ora, è chiaro che un giocatore come Cosimo Panepinto non può stare 16-17 domeniche senza segnare, un giocatore come Cosimo Panepinto può stare massimo 2-3 domeniche senza segnare, perché è un giocatore che i suoi 10 gol l'anno le deve fare. È chiaro che il ragazzo ha avuto questa tensione, la fame del gol e non è mai arrivato, e oggi è arrivato quanto mai se l'aspettava. Per i playoff fai la corsa
A quale squadra? Non ha importanza, è quelli che sono davanti a me, mi riferisco a Ribera, all'Agragas, all'Alcamo, a Valderice. È chiaro che il Due Torri e Licata non si discute, l'Orlandina è chiaro che sarà lì, poi ci sarà, mi auguro che sono 3 agrigentine, Ribera, Camarat e Agras. Tutti non ci credono ai miei playoff, io dico che li voglio fare, li facciamo, poi alla fine guardiamo il risultato. Netta sconfitta per i giovani della Gattopardo, ma cosa salvare da questa partita? Niente, intanto dico che noi dovremmo salvare quello che è l'impegno dei ragazzi, perché l'impegno c'è stato. È chiaro che sono giovani e hanno grandi difficoltà anche per quello che insomma in questi mesi è successo alla società. Io l'unico rammarico ce l'ho sul comune di Palma di Montechiaro, che è completamente assente, e questo è ad oggi una vergogna per la società e per la città tutta, perché il loro contributo non sta garantendo alla squadra né serenità né tantomeno la forza per andare avanti e continuare questo campionato.